Versa in gravissime condizioni al Cafoncello di Treviso un ragazzo di 21 anni residente a Possagno, rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo via Pancrazio a Crespano di Pieve del Grappa. Il giovane viaggiava in sella alla sua moto Ducati procedendo verso nord, quando in piena curva si è scontrato contro un fuoristrada al cui volante si trovava un uomo di 73 anni che proveniva dall'opposto senso di marcia. Il conducente dell'auto non è riuscito a evitare l'impatto, il 21enne è stato travolto e sbalzato sull'asfalto. Distrutta, come si può vedere dalle immagini, la moto, sul posto immediato l'arrivo di automedica e ambulanza del SUEM 118. I sanitari si sono subito resi conto della gravità della situazione e hanno allertato l'eliambulanza. Il ferito è stato intubato e portato all'ospedale di Treviso, illeso anche se sotto shock il conducente del fuoristrada. Pesanti rallentamenti al traffico lungo via Pancrazio, rimasta bloccata per diverso tempo prima di terminare i rilievi, rimuovere i mezzi e mettere in sicurezza la strada. E un altro incidente stradale è avvenuto poco dopo a Fonte, dove una moto ha investito un pedone. Entrambi sono rimasti feriti, fortunatamente in maniera non seria, e trasportati al nosocomio di Castelfranco Veneto.